Ciao ragazzi, benvenuti a Campiano, il borgo degli iris. Campiano è una piccola frazione collinare di Cazzano di Tramigna, in pratica all'inizio della Lessinia veronese orientale. Anche se si tratta di una piccola comunità, per diverso tempo è stata al centro dell'attenzione di alcune grandi industrie profumiere internazionali, e questo grazie all'iris e alle sue proprietà. Questo fiore, che da sempre contraddistingue e caratterizza Campiano, è stata una risorsa importantissima per tante famiglie contadine, una risorsa soprattutto da un punto di vista economico, e tra poco capirete perché. Ma soprattutto è un concentrato di una cultura materiale ben difficile da ritrovare in altri ambiti. Era caduta nell'oblio, adesso si sta riscoprendo, ma ancora una volta il futuro parte dai ricordi. Quando ero piccolo tutti qua nel paese raccoglievano l'iris e soprattutto nel periodo estivo andavano a fare la pennichella il primo pomeriggio, poi all'ombra o in qualche cortile o sotto qualche pianta si mettevano a pelare gli iris e ci mettevano anche noi bambini a pelare gli iris, tutti quanti attorno a pelare iris. Era un lavoro che si faceva nel periodo estivo a tempo perso, e poi c'era anche un introito degli iris, perché c'è stato un periodo che mi ricordo, è stato solo un periodo, valevano anche, mi sembra, 10.000 lire al chilo secchi. C'era presente che cala il doppio da quando si pela a quando viene essiccato, cala minimo la metà. Cioè ne servivano tanti per fare i chili, però non aveva nessun costo, perché lo piantavano nei terreni un po' aridi, perché nasce dappertutto, non ha bisogno di tanta acqua. Addirittura se qualcuno gliel'ho dati, che l'ha messi nel giardino, nel giro di 2 anni sono diventati immensi, sono entusiasti, e era un ricavo, perché allora io sono del 58, parlo del 70, così non è che la vita era un po' misera. Questa è una cosa che resta dentro? Sì, rimane dentro, sì. Perché anche per il fiore che ha è spettacolo vederli fiorire adesso, eccetera. E noi si ricorda le tradizioni di una volta, insomma. Adesso stiamo cercando, con la via dell'iris abbiamo un progetto di ritornare a coltivare ancora l'iris. L'iris è un fiore straordinario, soprattutto perché le sue numerose e pregevolissime qualità nascoste si rivelano soltanto dopo molto tempo. Partiamo dalla campagna. Innanzitutto l'estrazione delle radici, che avviene soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Ma non tutte vengono tolte dal terreno, soltanto quelle che hanno raggiunto almeno i 3 anni, perché a quell'età la consistenza e la sostanza garantiscono il buon esito delle successive lavorazioni. Dopodiché si procede alla mondatura, ovvero alla pulizia delle radici, passate una ad una e facendo attenzione a non romperle o comunque a non danneggiarle. Dopo il lavaggio e un giorno di asciugatura, con un ago si forano per creare delle vere e proprie collane, anche in questo caso fatto totalmente a mano. E da questo momento in avanti parte il lungo cammino di essiccazione, che non dura meno di 3 anni, perché questo è il tempo minimo che serve alle radici per sprigionare la molecola aromatica, così preziosa per le industrie profumiere che venivano fino a qui a caccia di radici.
Insomma, un lavoro lungo, meticoloso e anche faticoso, perché gli iris venivano coltivati spesso in zone impervie o comunque marginali, oppure nelle bordature, anche con una funzione di mantenimento del terreno. Ma tutto dava vita a un'economia fiorente, tant'è che fino agli anni 70 a Cazzano di Tramigna c'era un mercato per le radici di iris. Lì si trovavano i produttori, venivano vendute e quindi si dava vita a un'economia che continuava a girare. Poi però c'è stato a un certo punto il declino, il calo, dovuto a dei motivi ben precisi. C'è stato un momento storico in cui la domanda era fortemente diminuita perché nel frattempo le aziende profumiere alle quali veniva, diciamo, conferito il prodotto avevano l'esigenza di abbassare i costi, per cui si erano dirottati a quello che è la profumazione di sintesi. Adesso in questo senso c'è un ritorno, quindi ci sarebbe una forte richiesta anche in questo senso, perché le cose naturali naturalmente appunto fanno la differenza. Quindi voi vi state impegnando per far rifiorire questa attività. Praticamente noi abbiamo fatto un progetto, abbiamo aderito a un progetto che abbiamo vinto con la Fondazione Cari Verona e abbiamo coinvolto praticamente, siamo 5 aziende, 3 associazioni, il comune di Cazzano di Tramigna che fa da capofila e il comune di Tregnago, per cui la cosa sarebbe anche piuttosto ambiziosa, nel senso che il titolo è recupero e rilancio di un prodotto facente parte della tradizione della valle, diciamo. Perché crederci? Perché come in tutte le cose serve equilibrio e io sono foresto, nel senso che sono venuto ad abitare qua 27 anni fa ed ho visto la valle un pochettino imbruttirsi, nel senso che il vigneto la sta facendo da padrone, quindi non c'è più un equilibrio. Noi vorremmo ripristinare un interesse per creare equilibrio, diciamo, anche a livello proprio territoriale. Che fa parte del progetto, come mi sono dimenticato, c'è anche l'Università di Ferrara, la quale sta approfondendo delle cose perché appunto all'inizio c'è stata una ragazza, una nostra collaboratrice, Anna, che ha fatto la tesi di laurea appunto sull'iris. Sul loro consiglio stiamo cercando di approfondire e di creare degli sbocchi a livello proprio economico, perché proprio dopo è lì il nocciolo della questione. Se c'è uno sbocco economico, anche i giovani cominciano ad avvicinarsi e anche la valle trae, diciamo, vantaggio da quelle che sono le opportunità, diciamo. Che cos'è la via dell'iris? Praticamente all'interno del progetto viene sviluppata questa appunto via che verrà fatta a piedi o in bicicletta, chi vorrà, o al limite a cavallo, che parte dall'abbazia di Villanova di San Bonifacio e praticamente arriva a Tregnago. Sono circa 26 km di percorso. Praticamente all'interno di questa via, che non è solo un cammino, diciamo, verranno evidenziate tutte le realtà interessanti che potrebbero essere delle aziende piuttosto che punti di ristoro, piuttosto che l'artigiano che fa qualcosa di particolare. Vogliono ripartire, vogliono guardare al futuro attingendo da questa loro tradizione. Emilio, Giovanni e il loro gruppo di persone si sono quindi mobilitati non soltanto per rinverdire la cultura legata a questo prodotto, ma anche per crearne di prodotti nuovi, sempre con l'utilizzo di iris in polvere oppure con l'estratto delle radici. Per esempio si sono inventati alcuni prodotti cosmetici come il dentifricio, il sapone per le mani a base sempre di iris, addirittura hanno pensato di aromatizzare la birra con la polvere della radice di iris. Hanno creato una confettura a base di pero trentoso, questo frutto rarissimo, aromatizzato sempre con questo fiore. Addirittura la cioccolata grazie al lavoro alimentivo di una pasticcera di Cazzano di Tramigna. E poi la lana, che ha questo colore giallo che però è sempre un estratto del fiore dell'iris. E credetemi, c'è anche molto altro che sta bollendo in pentola e che si sta sperimentando. Ma diamo loro il tempo intanto di assestarsi e poi vedrete di cosa saranno capaci. Intanto, se volete anche voi capire che cosa si può ricavare dall'iris, venite qui a Campiano perché c'è un appuntamento importante da non perdere. Il 21 maggio ci sarà la 10ª edizione della Festa dell'Iris e praticamente non facciamo altro che proseguire in quello che era l'intento di Gianni Nasoni di portare questo che a lui piaceva chiamare Campiano Borgo dell'Iris.
e quindi non facciamo altro che proseguire perché glielo dobbiamo. Ci saranno una serie di realtà di artigianato, ci saranno dei produttori locali e verrà evidenziato tutto quello che finora siamo riusciti a creare con l'Iris.